continuano gli appuntamenti dell'Efebo. Oggi, dopo la sessione del teatro, si passa alla musica, al canto, alla musica, con l'Orchestra Sinfonica Siciliana che darà un tributo a Lucio Dalla. Sì, siamo contenti e soddisfatti della prima fase perché abbiamo avuto sold out tutte le sere e gli spettacoli sono veramente piaciuti, quindi è un fattore importante per la città, un fattore importante per la provincia e anche importante per noi perché vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo e abbiamo soddisfatto quelle che sono le esigenze della città e della provincia. Anche oggi sold out, stiamo vedendo. Sì, anche oggi sold out al tributo di Lucio Dalla. In base a quello che mi dice il dirigente Achille Contino e il suo staff, che io ringrazio per l'impegno che mettono, perché anche questo è grazie anche a loro per l'impegno e la dedizione che mettono tutti i giorni, e quindi siamo sicuri e convinti che anche la seconda fase del teatro andrà bene, e quindi vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo dato veramente un contributo a quello che è Agrigento, capitale italiana della cultura. Vicino di casa di Franco Battiato, che invece è un altro mostro sacro della musica d'autore e non solo, però della vostra terra direttamente nativo, e spero di poter rendere onore a un repertorio che è meraviglioso, però è anche molto molto difficile. Impegnativo. Molto impegnativo, sì, infatti mi dovrò impegnare stasera. Il pezzo forte della serata? Il pezzo forte spero che sia La Sera dei Miracoli, perché è una canzone che mi ha portato tanta fortuna quest'anno, perché è stata tra le canzoni che mi ha permesso di fare un percorso a Ora o Mai Più che poi è risultato vincente, quindi spero che lo sia anche stasera. Poi con l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Sì, poi c'è il coro lirico che insomma rende tutto più colto, già le canzoni di Lucio sono colte, il coro lirico lo rende ancora di più, spero di essere all'altezza della situazione. Come le sembra la location? Beh, è meravigliosa, è suggestiva. In Sicilia con il coro lirico faccio sempre dei concerti in dei posti che tolgono il fiato e quasi ti distraggono da quello che devi fare perché sono talmente belli. Sì, il tributo a Lucio Laggia, abbiamo il sold out, siamo molto soddisfatti, il coro lirico siciliano ci porta sempre grande successo perché la musica comunque riempie sempre il teatro, ma il teatro è sempre teatro e noi puntiamo sempre sul teatro classico e anche sulla settimana pirandelliana che presto sarà presentata. Sarà una riedizione dopo circa 17 anni di assenza della manifestazione. Esattamente, questa sera ritorniamo con grande gioia, un grande onore in questo veramente teatro a cielo aperto, incastonato nella meraviglia dell'oro agrigentino, quest'oro dei templi che riluccica con la musica di Dalla. Il nostro tributo a Dalla è una vera e propria opera di contaminazione, quindi non tanto una cover, perché proprio emergerà il Dalla sinfonico, il Dalla cameristico, il Dalla intimo, e questa commistione tra un genere classico, lirico, che ovviamente è richiamato al coro, dagli archi, vi dicendo, era già presente nella tessitura musicale di Dalla, e viene proprio esaltato questo spirito, diciamo, melodrammatico di Lucio Dalla, un viaggio sonoro con i suoi capolavori, poi grazie anche alla partecipazione di Pier Davide Carone, che è ovviamente una voce talentuosa, una voce veramente unica, anche perché cantare Dalla si può veramente rischiare quasi di diventare un po' copione, diciamo, di quello che è l'originale, cosa impossibile, perché il repertorio di Dalla è veramente difficilissimo anche dal punto di vista tecnico, e Pier Davide fa un suo Dalla, così come noi facciamo un nostro Dalla, un vero e proprio abbraccio corale che solo Agrigento ormai ci riesce a regalare, quindi vi sono veramente grato e ritorneremo qui nuovamente il 29 di agosto con l'omaggio a Morricone. Che dirvi, ancora un'altra serata all'insegna del mito. Così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane, e
quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane